Il Celeste di Rudi Vignotto e Roberto Fagherazzi ha conquistato con merito, all'arrivo al Ponte della Panada delle Fondamente Nove, la 42esima edizione della Regata del Secolo su Pupparini a due remi. La manifestazione, organizzata a Venezia dall'associazione benefica Biribiri, è così intitolata perché la somma degli anni dei due volatori in gara su ciascun equipaggio deve obbligatoriamente raggiungere almeno i 100 anni. Il trofeo speciale dell'edizione 2019 è stato dedicato al ricordo di Giorgio Pomelli, che fu per molti anni apprezzato dirigente della Biribiri. Regata del secolo, 42esima edizione. La Biribiri per 42 anni si trova in questo campo e festeggia il remo, festeggia la regata, festeggia la laguna. Ai remi molti campioni della storica. 9 gli equipaggi al via. Dietro al Celeste si sono classificati al secondo posto Gaetano Bergantin e Luca Quintavalle. In bandiera anche il Canarin di Giuliano Pagan e Ivan Bognolo e il rosso di Mauro e Livio Ceciliati, finito quarto. Ma tutti, visto lo spirito della manifestazione, hanno meritato un applauso, come ha spiegato l'attuale presidente della Biribiri Francesco Orlandi. È una festa tradizionale, una festa che dà piacere a tutti quanti quelli che partecipano e fortunatamente sono tanti e ogni anno si aggiunge qualcuno. Premiazioni e feste in campo Widman a Venezia, dopo la partenza da Sacca San Girolamo, il giro del Paeto ai bacini dell'Arsenale e l'arrivo finale alle Fondamente Nuove. La regata del secolo è stata organizzata in collaborazione con Città di Venezia, le Città in Festa, Porto di Venezia, APV Investimenti, Circolo Aziendale Porto di Venezia e con il sostegno di varie attività commerciali e imprenditoriali della zona. Già si pensa alla prossima edizione.